Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Da oggi entra nella fase 2 anche l'attività delle forze dell'ordine che saranno impegnate in maggiori controlli. A breve partiranno anche i test sierologici sul personale annunciati dalla Regione, una novità accolta con soddisfazione dai sindacati come l'FSP Polizia di Stato. Quello che inizia quest'oggi non è la semplice fase 2, almeno non lo è per uomini e donne del comparto sicurezza. Quello che inizia quest'oggi sono fasi e momenti delicati, soprattutto sotto l'aspetto dei controlli. Come ci viene chiesto dal capo della polizia con una circolare inviata a prefetti e questori, di intensificare questi controlli. Beh, io direi che questi controlli sicuramente non sono mai mancati. Non sono mai mancati, pensate che solo nella giornata festiva del 1° maggio sono state 320.000 le persone controllate e circa 81.000 e più gli esercizi pubblici controllati. Oggi questi controlli sicuramente non bastano, perché oltre alla libera circolazione di persone corrette, cittadini corretti che vanno a lavorare, che fortunatamente riprendono a lavorare, ci sono anche i malviventi. È forse questo che intende il capo della polizia dicendo attenzione che ci possono essere infiltrazioni di persone poco oneste e infiltrazioni criminosi e microcriminalità che può rigirare nelle nostre città. Quindi si richiede da parte delle forze dell'ordine un controllo maggiore. Noi della FSP Polizia di Stato vogliamo sapere le condizioni di salute dei nostri operatori, vogliamo fare lavorare i nostri operatori in sicurezza. Beh, abbiamo appreso con molta felicità che ci sarà nei prossimi giorni l'avvio di prelievi sierologici addirittura per gli uomini del comparto sicurezza, per vedere se siamo venuti a contatto con il virus. Credo che questo sia un grosso successo che porta a casa l'FSP, Polizia di Stato. Il comune di San Vito al Tagliamento ha destinato l'intero avanzo di amministrazione alle famiglie e alle attività economiche in difficoltà per il coronavirus. Il sindaco Antonio Di Bisceglie chiede alla regione di impegnarsi di più per i comuni.